Biker, terza tappa del campionato CNV. Sono ad Adria. Nato nel 2014, il circuito di Adria è tappa fissa di molti campionati. È tecnico, largo, veloce e con un ottimo grip. L'unica pecca è che è una pista in cui in molte curve mancano del tutto i riferimenti. I suoi 1300 metri si sviluppano su 14 curve, 8 destre e 6 sinistre. Prima di vedere il tracciato bisogna fare una premessa sui rapporti, in quanto qui si possono usare più combinazioni. La prima 1734 R pari a 2, rapporto molto lungo con cui si può fare il tracciato in seconda e terza marcia. Seconda combinazione 1640 R uguale 2,50, rapporto giusto per utilizzare la terza e la quarta marcia. Terza combinazione 1736 R 2,12, rapporto che consente di utilizzare 3 marce, la seconda, la terza e la quarta. Qui le corone sono comunque variabili. Durante le gare io ho utilizzato il 1640, mentre i miei compagni di team con la stessa rapportatura non riuscivano ad arrivare nemmeno in curva 1. Serviranno quindi un po' di giri per capire i corretti rapporti da utilizzare, consapevole che comunque i rapporti perfetti non esistono, in quanto qualsiasi combinazione è vantaggiosa in un tratto e svantaggiosa in un altro. All'uscita dell'ultima curva ci si trova già in quarta marcia e sulla sinistra, posizione corretta per affrontare il curvone in cui non bisogna assolutamente chiudere l'acceleratore. Sempre a gas spalancato fino alla 2, dove in un punto privo di riferimenti si stacca senza frenare eccessivamente e si imposta la moto su un punto non visibile della 3, in cui bisogna stare vicino al cordolo per non allungare la traiettoria. Gas spalancato per affrontare la curva 4, in cui anche qua purtroppo mancano i riferimenti. L'obiettivo è il cordolo della curva 5 con una buona velocità d'ingresso, mentre la curva 6 può essere schivata o sormontata. Sempre dritto e posizionarsi sulla destra per la 7, la parabolica, in cui per la prima volta dal traguardo si scala in terza marcia. Per non andare largo tieni come riferimento la seconda metà del cordolo, in quanto la curva successiva è destrorsa ed è una tra le curve più difficili del circuito. Per affrontarla al meglio vai sul verde di sinistra, inserisci la quarta marcia e imposta la piega guardando il più lontano possibile, perché se ti concentri sul cordolo andrai inevitabilmente largo. Gas spalancato fino alla curva 9, sacrificale alla 10 e da fare in terza marcia. Bisogna ritardarla leggermente perché il suo vero punto di arrivo è tutto sulla destra per affrontare correttamente la 10, in cui bisogna avere grande confidenza con l'anteriore nel cambio di direzione, ma soprattutto non frenare.
Sempre dritto fino alla 11 che bisogna leggermente ritardare per impostare bene la 12, un'altra parabolica, sempre in terza marcia. Poco prima della 13 inserire la quarta marcia, posizionarsi sul verde di destra e impostare la curva tenendo come riferimento l'ultima, la 14, in cui bisogna fare un cambio di direzione repentino. E proprio sull'ultima curva bisogna capire come accelerare il prima possibile per non perdere la posizione in gara. Poi di nuovo un altro giro. 3 giorni impegnativi quelli di Adria. Il venerdì parte con la consegna della nuova pit, mentre al pomeriggio il buon Elia mi fa provare la sua variante alta, con cui ho trovato fin da subito grande confidenza, battendo al secondo turno il mio record personale. Il sabato prevede 3 prove libere, 2 qualifiche e gara 1 in notturna, per la prima volta con le ruote basse qui ad Adria. Fino alla seconda prova libera non avevo un gran passo, poi con il cambio di corona e la diversa cambiata in curva 2 mi sentivo a mio agio, tanto da abbassare il tempo di un secondo e con la consapevolezza di sapere dove migliorare ancora. Durante le qualifiche infatti stampo 1.02.20 che fino all'anno scorso mai mi sarei immaginato di fare. Parto in gara dall'8ª posizione sapendo che i miei avversari davanti hanno un passo nettamente migliore del mio. L'obiettivo è quindi difendere l'attuale posizione, in particolar maniera dal Luca Finotto, mio compagno di team con cui condividiamo sempre gli stessi tempi. Un po' di concentrazione pre-gara, qualche preziosissimo suggerimento dal mio mental coach che in pratica mi consiglia di andare più veloce e poi via. Partenza molto buona di tutta la prima fila. Partenza di gara come sempre da migliorare, con 2 piloti che mi sorpassano. Tonicello, che partiva 13esimo, il giorno prima mi aveva promesso che in partenza mi avrebbe sorpassato ed infatti eccolo qua. Prima di restituirgli il favore però voglio testare il grip dell'asfalto, dato che la temperatura dai 48 gradi delle qualifiche è passata ai 27 gradi attuali. La pista infatti è molto più scivolosa e in qualche curva rischio grosso, specialmente di posteriore in fase di accelerazione. Quando riesco a passare il mio primo avversario, Tonicello mi ha già dato mezzo rettilineo. Calma e sangue freddo, che la gara è ancora lunga. Giro dopo giro aumenta la voglia di riprendermi la posizione e quando finalmente ce l'ho tra le mani commetto un errore nella maledetta curva 8. Vado largo e Finotto si infila, tentando fin da subito il sorpasso su Tonicello, che sbaglia alla 2 lasciando a Luca la posizione. Giro seguente sorpasso Tonicello tra la 4 e la 5 e metto nel mirino Finotto. Dopo qualche giro vedo che posso prenderlo, fino a quando viene esposto il cartello meno 2 giri. O adesso o niente. Sorpasso alla 5 e ora un giro e mezzo di fuoco con il 34 stampato sul codone. Per proteggere la traiettoria sbaglio tantissime curve, ma non mi faccio sorpassare fino a che, sul traguardo, 17 millesimi, hai vinto di 17 millesimi, va bene, domani... Dopo la gara, prima delle premiazioni, è festa grande, perché non esistono vincitori e vinti, ma soltanto amici. In gara 2 la temperatura dell'asfalto è di 40 gradi. La prima fila parte benissimo. La partenza è finalmente migliorata e nessuno riesce a sorpassarmi. Da qua cominceranno 12 giri in totale solitudine, fino all'ultimo.
in cui mi accorgo che ho un 34 sul codone che reclama vendetta. Gas a due mani e proprio nell'ultimo giro di gara 2 per tenere dietro Luca stampo il mio record personale della pista in 1:02.0. Con le cadute di Galligioni e Costantini ottengo un ottimo sesto posto nella categoria S1. Le prossime 2 gare a Pomposa saranno agguerrite. Ed eccoci qua, lascio questi 3 giorni estremamente arricchito. Ho fatto 2 gare stupende, ho provato 3 pit diverse e soprattutto l'affetto di un paddock che, cosa dire, è meraviglioso. Ciao Miki! Ciao Nico!